Una buona giornata, ben trovati in questo sabato 8 novembre. C'è parecchia cronaca, c'è naturalmente anche la politica che tiene banco il penultimo sabato di campagna elettorale prima dell'appuntamento con le urne, ma come vi dicevo è anche la giornata della cronaca e del dolore. Purtroppo ci collegheremo tra non molto con Castelnuovo del Garda, dove si sono svolti questa mattina i funerali di Jessica Stappazzollo, la giovane uccisa con 27 coltellate dal fidanzato. E poi per Verona è la giornata in cui si deciderà se la Dunata Alpina del 2027 sarà ospitata proprio da Verona oppure da Brescia. Poi vedremo se ci saranno aggiornamenti su questo. Subito però andiamo in diretta da Venezia con la nostra Ilaria Marchiori e Alberto Pivetta, perché c'è stato un brutto episodio che riguarda ancora una volta il trasporto. Su un bus un individuo è salito con un coltello, facendo naturalmente scattare il panico tra i passeggeri. Ilaria, buongiorno a te. Sì, buongiorno anche a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, un altro episodio di follia a bordo di un mezzo ACTV qui del Comune di Venezia. In questo caso non c'è stata un'aggressione come troppo spesso ormai succede a danno di un autista, però un episodio che ha seminato comunque il panico tra i passeggeri. Cos'è successo? Si è trattato di un pomeriggio di ordinaria follia, iniziato nella zona di Calle Aponal. C'è stata una sorta di discussione tra due persone, un 35enne che era con un bambino, che aveva urtato un bambino, e un 65enne. Insomma, per farla breve, questo 35enne avrebbe spinto il 65enne a terra, che poi è stato preso in carico dagli uomini della polizia, dagli agenti della polizia locale, e portato in ospedale per le cure del caso, mentre questo 35enne cosa ha fatto? È salito sulla linea 7 del bus che partiva da Piazzale Roma diretto a Mirano con il capo sporco di sangue, questo coltello in mano e un cacciavite. I passeggeri hanno immediatamente chiamato ancora una volta la polizia locale e proprio dalla postazione di Piazzale Roma sono accorsi dicendo in questo caso all'autista di non fare nulla per non seminare il panico, poi se ne sarebbero occupati loro. Una volta che sono intervenuti, il 35enne non l'ha presa bene, ha tentato di opporsi e quindi oltre alla denuncia per porto di oggetti atti a offendere si è preso anche quella per resistenza a pubblico ufficiale, a cui però si aggiunge una denuncia per lesioni in arrivo solo dopo alcune ore prima, quando ha spinto e gettato per terra il 65enne. Ora insieme a noi c'è Guido Scarpa, coordinatore RSU della CISL, per parlare ovviamente partendo da questo episodio, ma più in generale per quanto riguarda la sicurezza degli autisti a bordo dei mezzi, perché c'è ancora molto da fare per la loro sicurezza. Troppo spesso sono vittime di episodi di violenza a carico loro. Certamente, i casi si stanno sempre più moltiplicando e come CISL, come RSU, vogliamo appunto che venga applicato prima possibile il protocollo firmato dal prefetto, volendo appunto per gli autisti, per il personale che ne fa richiesta in maniera volontaria della body cam, e soprattutto, non da sottovalutare, isolare la cabina di guida dell'autista. E questo per mettere in più in sicurezza gli autisti, visto il proliferare di questi eventi, che effettivamente è diventato un mestiere sempre più pericoloso, ecco, questione proprio di sicurezza. Ecco, voi insomma siete preoccupati, svolgere questo mestiere oggi come oggi sta diventando davvero complesso. Guardi, io posso appunto testimoniare, sono 35 anni che sono in ACTV e devo dire che vedo sempre più questi casi in maniera proprio moltiplicarsi sempre di più. Una volta era un caso sporadico, proprio in maniera sembrava, adesso periodicamente succedono sempre questi casi che effettivamente tanti lavoratori non si sentono più al sicuro, oltre alla sicurezza dei passeggeri ovviamente, perché purtroppo un mese sì un mese no succedono sempre questi casi qua di gente che aggredisce il pubblico o l'autista.
Ed è da tempo appunto che voi chiedete si faccia qualcosa. Speriamo che con questo accordo che c'è stato possa smuoversi, no? E arrivare a delle azioni concrete proprio anche per proteggere gli autisti e ovviamente i passeggeri a bordo. Se non è in RO dovrebbe esserci un incontro la prossima settimana o fra 10 giorni con il prefetto, con le segreterie, appunto per fare il punto della situazione e cercare di trovare la soluzione, mettere in atto il protocollo firmato. Bene, io ringrazio Guido Scarpa per averci raggiunto qui a Piazzale Roma. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Lara Marchiori, Alberto Pivetta, grazie naturalmente al rappresentante sindacale. Noi andiamo avanti con la cronaca. Il Tribunale di Padova ha condannato un 90enne per maltrattamenti sulla moglie, una coetanea, 2 anni per lui, pena sospesa se parteciperà a un percorso di recupero organizzato da associazioni che si occupano proprio di violenza domestica. Per oltre 50 anni ha picchiato e vessato la moglie. Ora, un 90enne padovano è stato condannato a 2 anni di reclusione con pena sospesa perché l'uomo ha scelto di partecipare ad un percorso di recupero per 6 mesi. Quello che all'apparenza sembrava un rapporto normale, durato più di 50 anni, si è rivelato un inferno di violenza e soprusi. La moglie, anche lei 90enne, ha deciso di denunciare il marito nel maggio dello scorso anno, dopo l'ultima violenta lite che l'ha portata anche in pronto soccorso. Con la denuncia, per il 90enne era anche scattato il divieto di avvicinamento alla donna. L'uomo, che gode ancora di ottima salute e non vive in ristrettezze economiche, aveva trovato ospitalità da dei familiari. È 50 anni che mi picchia, aveva riferito agli investigatori la donna, che conduceva una vita di terrore sotto un'apparenza felice e normale. Dopo la denuncia della donna sono stati ascoltati anche i 2 figli che hanno confermato di essere stati anche loro picchiati da parte del padre da bambini. In passato c'era stato anche un tentativo di riconciliazione che però non era andato a buon fine. Ora il giudice del Tribunale di Padova, Micol Sabino, ha condannato l'uomo a 2 anni e al pagamento delle spese processuali come richiesto dal pubblico ministero Sergio Dini. Ora ci colleghiamo in diretta da Castelnuovo del Garda con Chiara Gaiani e Nicoletta Rizzetto che hanno seguito per noi questa mattina l'addio, l'ultimo saluto a Jessica Stappazzollo, la giovane donna, mamma di 2 figli, uccisa a coltellate dal fidanzato poco più di 10 giorni fa. A te Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori con le immagini di Nicoletta Rizzetto che ha inquadrato questo cuore fucsia con la J. Abbiamo scoperto insomma essere una tradizione brasiliana che hanno voluto riproporre i brasiliani presenti qui questa mattina. Vedete anche la J, questa è una J tutta dorata proprio per salutare con commozione, con grande affetto Jessica Stappazzollo, questa donna di 33 anni uccisa dall'uomo che diceva di amarla, Douglas Reis Pedroso, 44 anni, che ha confessato anche il suo omicidio, uccisa con una violenza che gli stessi giudici avevano stigmatizzato, 27 coltellate, pensate, l'uomo che diceva di amarla è l'uomo da cui Jessica continuava a tornare. Qui sul sagrato della chiesa e poi all'interno dove come operatori dell'informazione non siamo potuti entrare per espressa volontà della famiglia, c'erano la mamma di Jessica Stappazzollo, il papà arrivato dal Brasile, c'era anche una dei 2 figli di questa giovane donna, un grande dolore, una comunità che si è stretta attorno a questa famiglia con anche i sindaci di Castelnuovo del Garda e della vicina Ponti sul Mincio dove vive la famiglia di Jessica Stappazzollo, dove vive la mamma con il compagno, e una famiglia che ha anche avviato una raccolta fondi perché proprio per volontà della famiglia dopo il saluto di oggi in questa chiesa Jessica tornerà in Brasile,
c'è già il nulla osta della procura e Jessica farà ritorno a San Paolo, dove riposerà accanto al papà nella terra dove appunto era nata. Un momento di dolore, un momento anche di riflessione, un momento in cui tanti hanno detto mai più, non deve succedere mai più, non deve essere possibile che un amore malato possa portare a una fine così tragica, così disperata come quella di Jessica Stapazzolo, che è stata trovata nell'appartamento di Douglas Respedroso. È stato proprio lui a chiamare i carabinieri e a dire voglio finirla e a raccontare che cosa era accaduto. E tra i momenti più così anche da un punto di vista proprio professionale vi racconto intensi di questa mattinata, c'è stato sicuramente l'incontro con Laisa, la sorella di Jessica, che ha accettato di parlare ai nostri microfoni per lanciare un invito, un messaggio detto con il dolore di chi ha perso una delle persone più importanti della vita e che io e Nicoletta Rizzetto, che era con me in quel momento, vogliamo proporvi. Poi da qui, da Castelnuovo del Garda, vi salutiamo. Quindi vi lasciamo all'intervista raccolta e alle parole di Laisa Stapazzolo, che, ribadisco, vogliamo condividere anche noi. La questione è che anche se sono piccoli segnali si deve sempre stare attenti, anche perché la questione non è il picchiare, ma finire come è finita mia sorella. Possono anche passare anni e anni e anni, ma comunque 90% è sempre così che si finisce. Uccise da un amore che non è amore, perché se fosse amore non sarebbe finita così. Ma Jessica cosa diceva? Che lui era cambiato, che non aveva paura, che riusciva a reggere la situazione, la retta fino all'ultimo, questo è sicuro. Ma non era così che doveva finire. Lei aveva paura? Per se stesso o per Jessica? Io avevo paura per mia sorella, ho sempre avuto paura per mia sorella. Ho fatto il possibile, non è servito. Cosa le ha detto l'ultima volta che l'ha sentita? Cosa continuava a dirle? Di andarsene via, di trovarsi un posto. La situazione è sempre la stessa, no? Non si trova. Nessuno ha aiutato, nemmeno noi. Questo è il peso che ci portiamo sulle spalle, il non essere riusciti ad aiutare. Vuole proprio lanciare un messaggio alle ragazze: questi amori non vanno bene, dovete metterci un punto. Sì, non ne vale la pena. Ci sono tantissime persone più buone, tantissime persone che vi possono rispettare come volete. Non stare dietro a sistemare una persona che non vuole. Scappate il prima possibile, primi segnali che vedete denunciate. Non si può stare fermi a vedere e a sperare. Alla fine è il nulla. Queste le dure parole arrivate dalla sorella di Jessica Stapazzolo. Grazie dunque alle colleghe Chiara Gaiani e Nicoletta Rizzetto a Castelnuovo del Garda per seguire le esequie. C'è un'altra storia che ha avuto l'ultimo capitolo. La guerra è finita, ora guardo avanti, placare il dolore non spetta alla giustizia, spetta a noi. Così Gino Cecchettin, all'indomani della decisione della procura di non impugnare la sentenza di primo grado con cui Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo. Con la decisione della magistratura si è chiuso il percorso giudiziario legato alla morte di mia figlia Giulia. Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e le responsabilità pienamente accertate. Come padre ho scelto da tempo di guardare avanti perché l'unico modo per onorare Giulia è costruire ogni giorno qualcosa di buono in suo nome. Con queste parole diffuse tramite una nota, Gino Cecchettin ha commentato la decisione della procura di non impugnare la sentenza di primo grado, con la quale la Corte d'Assise di Venezia aveva condannato Filippo Turetta all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e del rapporto sentimentale, ma non degli atti persecutori e della crudeltà.
Il processo d'appello sarebbe dovuto iniziare a giorni, ma il 23enne di Torreglia aveva comunicato con una lettera agli uffici giudiziari di Venezia la rinuncia, assumendosi la piena responsabilità del reato commesso. Può starci benissimo anche una mossa identica da parte della Procura Generale, anche perché in questo modo si è cristallizzato ormai un ergastolo molto solido, con la contestazione ormai granitica della premeditazione, ma anche nei fatti dei motivi abietti che, seppur non contestati formalmente nel capo di imputazione, comunque sono stati ritenuti sussistenti, poi che tecnicamente si sarebbe potuti arrivare a una pronuncia anche per quello che riguardano le altre due aggravanti. Francamente a questo punto ci interessa poco, nel senso che comunque abbiamo capito tutti come è andato questo fatto, quanto crudele è stato. Piuttosto è stato valorizzato il fatto che a questo punto si può pensare anche di voltare pagina, e quindi noi abbiamo accolto con favore la comunicazione che ci è arrivata dalla Procura Generale. Anche per questo probabilmente non c'è rabbia nelle parole di Gino Cecchettin, che aggiunge: continuare a combattere quando la guerra è finita in fondo è un atto sterile. La consapevolezza che è il momento di fermarsi invece è un segno di pace interiore e di maturità, un passo che andrebbe compiuto più spesso. La giustizia continua, ha il compito di accertare i fatti, non di placare il dolore. Quel compito spetta a noi. Gino è sempre stato molto saggio nelle sue dichiarazioni, e quindi è giusto rispettare quello che è il suo sentimento, e soprattutto il progetto che è in mente, che ormai, una volta definita questa vicenda in modo incontrovertibile, ormai granitico, può pensare di portare avanti con ancora più vigore, senza più il pensiero del processo, che vi posso assicurare, insomma, ma credo che lo capiate anche da soli, è stato veramente pazzesco. Giulia ha infatti concluso: papà Gino merita di essere ricordata non solo per la tragedia che l'ha colpita, ma per ciò che ha rappresentato. Il dolore non si cancella, ma può diventare seme. Ringrazio di cuore tutti coloro che in questo cammino difficile mi sono stati accanto con rispetto, discrezione e affetto. L'amore per Giulia, ha concluso, continuerà ad accompagnarmi come una guida silenziosa ogni giorno della mia vita. E ha trovato una fine tragica anche la morte di un'altra donna, una 36enne rimasta vittima di un tragico incidente ieri in A22. Vediamo sull'home page di Modena Today, perché questa donna, Stefania Palmieri, era prossima al parto, 36 anni, figlia di un noto chirurgo. Il suo veicolo si è incastrato sotto il mezzo pesante nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, e purtroppo sono morti sia lei che il bambino che portava in grembo. La donna era modenese ma lavorava ad Olo nel Veneziano per una ditta di abbigliamento di Milano e viveva a Padova. La sua famiglia, come detto, professionisti sanitari di Modena, e il suo compagno sono ovviamente sotto shock. Il personale del 118 ha provato a lungo a rianimare Stefania, ma è morta sul colpo, e con lei il suo bambino. L'auto era incastrata sotto il camion. La Polizia Stradale di Verona sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. I funerali potrebbero essere fissati già per lunedì. Ancora cronaca dal territorio. A Spinea questa volta avevano dato via una sparatoria fuori da un supermercato per un regolamento di conti ai danni di un 25enne la sera prima di Pasqua. Arrestati in queste ore 2 uomini di nazionalità straniera. Tentato omicidio in concorso, questa l'imputazione che ha condotto in carcere un 37enne di nazionalità albanese e un 33enne del Kosovo. A eseguire l'arresto i carabinieri del nucleo investigativo su ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Venezia, al termine delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel parcheggio del supermercato PAM di Spinea la sera dello scorso 19 aprile. Una tensione tra 3 uomini scaturita per futili motivi, forse per un apprezzamento di troppo alla compagna di uno dei due da parte di un 25enne albanese. Tutto era iniziato con un acceso diverbio, i toni si erano scaldati fino a degenerare in una lite aggressiva. I 2 trentenni erano poi entrati nel supermercato uscendo poco dopo, tempo che è servito al 25enne per rimediare una spranga. Alla loro uscita, vedendolo, il 37enne ha raggiunto la sua auto presentandosi dalla vittima armato di pistola.
dei colpi sentiti nitidamente anche da dentro l'attività commerciale, sparati verso di lui. Uno gli ha colpito un polpaccio. La paura aveva fatto scattare un fuggi-fuggi generale tra i clienti del supermercato alle prese con gli acquisti per la domenica di Pasqua. I due aggressori erano poi scappati a bordo della loro Mercedes, fuga finita appena 4 ore dopo, quando sono stati trovati dai carabinieri, ore in cui erano riusciti a sbarazzarsi della pistola. Addosso al 37enne era stata trovata anche della cocaina. Tutte e 3 le persone coinvolte risultavano abitare in provincia di Venezia, non avere un lavoro stabile ed essere gravati tutti da precedenti penali. Dobbiamo dar conto oggi di un'altra vittima in montagna, una tragedia sulle piccole Dolomiti. In questo caso non si presenta all'appuntamento, la compagna lancia l'allarme, alpinista di 53 anni trovato senza vita sotto la parete del Cornetto. Non si era presentato all'appuntamento previsto a Valdagno nel pomeriggio di ieri. Così la compagna ha fatto scattare l'allarme e sono iniziate le ricerche dell'alpinista 53enne vicentino ritrovato senza vita. La compagna dell'uomo, il cui cellulare suonava libero senza risposta, preoccupata ha chiesto aiuto dopo essersi recata nel luogo abitualmente frequentato dall'uomo e aver ritrovato la sua macchina parcheggiata fuori dal rifugio Campogrosso. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino di Recoaro, Valdagno e Schio. Hanno iniziato a perlustrare l'area finché i soccorritori non hanno ritrovato degli oggetti appartenenti all'uomo sotto la parete del Cornetto dove sale la via Soldà. Allo stesso tempo l'elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano, sorvolando la zona, ha agganciato il suo cellulare individuando il corpo vicino all'attacco della via dove lo scalatore, che secondo le prime ricostruzioni stava arrampicando in solitaria, sarebbe precipitato. Le operazioni di recupero della salma si sono protratte fino alla tarda serata di ieri. Il masso franato nei giorni scorsi in località Collicello a Valbrenta mette in luce la fragilità del territorio che può naturalmente concorrere poi agli incidenti. Il masso franato in mezzo all'asfalto, siamo in via Sbarra Valbrenta in località Collicello, di cui vi abbiamo dato notizia nei nostri TG, solleva ancora una volta il tema della fragilità del territorio collinare e montano e la pericolosità di determinati fenomeni franosi, soprattutto per quanto riguarda le strade. A oggi l'arteria resta ancora chiusa per permettere l'esecuzione di tutti i controlli necessari a garantirne la sicurezza. Non si tratta di una frana a tutti gli effetti, ma di distacchi isolati. Siccome il tratto interessato è anche un tratto in cui l'attività umana ha dato esempio di prova significativa con la costruzione di terrapieni, di terrazzamenti e quant'altro, la prima valutazione è quella di valutare se sia qualcosa che sia staccato da qualche opera umana oppure dal fronte. Abbiamo fatto delle prime indagini superficiali, sembra che ci sia un piccolo distacco di roccia ma in prossimità comunque del fondo, quindi non da un'altezza importante. In questi giorni abbiamo dato un incarico anche per fare una valutazione più approfondita con droni per capire quale può essere l'impatto e le conseguenze di questo tipo di distacco, in modo tale poi di poter riaprire in sicurezza. Questo è un po' il tema. Una cosa vuole chiarire il sindaco, pur ben comprendendo le criticità sollevate dalla chiusura della strada. Ovviamente la pressione dei cittadini, degli utenti della strada è sempre importante, però c'è un tema di incolumità pubblica e quindi quando si riapre dire che nel territorio di Valbrenta una strada è sicura al 100% è impossibile, perché data la conformazione del territorio, però nel momento in cui ci sono evidenze come queste vanno fatte degli approfondimenti in modo di cercare di garantire il massimo grado di incolumità pubblica. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in sopralluogo al cantiere della statale 47 a Cassola, siamo nel Bassanese, l'occasione per una visita negli studi di Media Nord-Est e parlare anche di politica e autonomia. La giornata bassanese del vice premier Matteo Salvini inizia nella sede di Media Nord-Est, una visita che è anche l'occasione per parlare nei nostri studi di attualità delle aziende del territorio e naturalmente di politica, di campagna elettorale regionale, di rapporti con Fratelli d'Italia e in generale con gli alleati. Non c'è competizione interna nel centro-destra, capisco che le opposizioni abbiano già dato per persa la partita, i sondaggi a cui non credo mai però dicono che il centro-sinistra è indietro di 30 punti,
cancelliamoli e partiamo da 0-0, perché è fondamentale che tanti veneti votino il 23 e il 24. Fratelli d'Italia rivendica assessorati pesanti nella futura giunta, il ministro non si scompone. Giustamente tutti i partiti del centrodestra avranno il loro peso, Fratelli d'Italia avrà il suo peso importante. Se vorranno cimentarsi in sanità, bene, perché trovano un'ottima situazione, si potrà fare ancora meglio, però questa sarà una scelta che farà il governatore Stefani col supporto dei veneti il giorno dopo il voto. Nello studio di Rete Veneta, il leader della Lega ricorda al nostro microfono che a giorni arriverà a Roma la firma sulle preintese per l'autonomia. Che significa, lo dico perché davanti al televisore non è solo un principio generale, se il Veneto gestisce bene le sue risorse potrà assumersi più medici, più infermieri per tagliare le liste d'attesa. La cronaca del Bassanese, ma in realtà di gran parte del Veneto, è ora fatta di furti, di baby gang, insomma di insicurezza. Negli ultimi 2 o 3 giorni in Veneto sono successi casi di cronaca che grazie a leggi volute dalla Lega sono finiti in una certa maniera. La situazione è risolta? No. In questa legge di bilancio stiamo chiedendo più fondi per assumere più forze dell'ordine, più poliziotti, più carabinieri. Quando l'allarme dalle grandi città, da Milano, da Roma o da Venezia, arriva nei comuni di 5-10 mila abitanti, e c'è, e non si può dire che non ci sia, vuol dire che il tema è vero. Infine la bretella della statale 47, sopralluogo del ministro nel cantiere della strada che collegherà Romano, Cassola e Bassano del Grappa per evitare il centro di Bassano. Fine dei lavori per giugno 2026? No, onestamente, visti i problemi tecnici riscontrati, i problemi di progettazione, non sarà giugno 26, a me piace dire le cose che sono. I tecnici che ho sentito prima di fare il sopralluogo sulla statale 47 mi dicono: entro un anno, Ministro, i cittadini avranno il cantiere chiuso ed entro un mese da oggi sarà aperto anche il sottopasso. Così dunque il ministro Salvini, l'avete sentito, ha parlato anche naturalmente di politica e di cronaca. La cronaca noi torniamo subito perché è collegato in diretta da Pieve di Soligo insieme a Tommaso Migotti il nostro Christian Arboit, perché si sono vissuti momenti di tensione proprio in centro a Pieve di Soligo per un incendio che ha interessato un negozio storico. Christian, buongiorno. Buongiorno Lina, dici bene, tensione, direi anche panico, momenti di panico, una notte di panico in questo condominio di via Chisini. Siamo nel cuore di Pieve di Soligo. La macelleria che vedete è la macelleria, l'antica macelleria di via Chisini, aperta dal 1947, uno dei locali storici del Veneto. Qui verso le 2 si è sviluppato un incendio, probabilmente da un forno, un caso fortuito accidentale, quindi in questo momento possiamo escludere il dolo. Quello che sappiamo è che si è evitato il peggio grazie alla segnalazione di una residente, di Claudia Paccagnan, che è qui con noi insieme al sindaco Stefano Soldana, che saluto e ringrazio. Claudia Paccagnan alle 2 stava dormendo nella sua abitazione, nel suo appartamento all'ultimo piano di questa palazzina. Che cos'è successo alle 2, Paccagnan? Mi sono svegliata, ho sentito l'odore acre veramente, il fumo che entrava nell'appartamento e subito col marito ci siamo allertati, abbiamo provato a aprire la porta d'ingresso ma non era impossibile. Poi siamo rientrati, ho guardato se per caso c'era Andrea, che so che a volte lavora fino a tardi per gli ordini di carne o quant'altro, e non c'era. Allora, avendo il numero, abbiamo subito chiamato il proprietario della macelleria e lui, già vedendo il nostro numero, aveva capito che qualcosa non andava ed è corso qua. Poi lei nel frattempo, insomma, ha visto il fumo, il panico, immagino, ha provato anche a scendere le scale. Il marito sì, però ha fatto 2 gradini ma era irrespirabile, non si vedeva neanche la scala, proprio non si poteva. E poi cosa avete fatto? Quindi vi siete chiusi dentro casa? Sì, finché è arrivato Andrea, ha aperto la porta qua del negozio, quella del condominio, ha cominciato a uscire il fumo, allora il marito è riuscito a scendere ed è stato qui finché sono arrivati i pompieri. E poi una volta arrivati i pompieri, insomma, abbiamo lasciato fare il loro mestiere, solo che tanta paura, perché se non mi svegliavo in quel momento, io dormendo non avevo sentito nulla,
Anche perché c'è da dire che i residenti del primo e del secondo piano non si erano accorti di nulla. Una casa mi pare fosse non occupata in quel momento e nell'altra invece un residente stava dormendo, ce lo ha detto lui sostanzialmente. Quindi lei è stata provvidenziale, perché è stata una questione di minuti, di secondi. Perché sennò addirittura non so, qui non trovavano neanche più i vetri o cosa, perché già era tutto pieno di fumo, non so io comunque fumo, e in più se cominciava a salire sugli appartamenti sì, sarebbe stato un bel disastro, insomma. L'odore è ancora acre, grazie signora Claudia. Andrea è all'interno del locale, è molto cortese ma non se la sente di parlare perché è molto molto scosso. Parliamo di un giovane che aveva rilevato da poco questa storica attività. Sindaco Soldán. Sì, è un'attività appunto storica, quella della macelleria di via Chisini, che Andrea ha voluto far proseguire come attività. Questo locale è stato riconosciuto anche dalla Regione Veneto proprio come locale storico. Un giovane che tiene vivo il commercio, il piccolo commercio in centro storico, molto apprezzato, a cui va tutta la solidarietà dell'amministrazione, a lui e alla sua moglie che con lui collabora appunto nella gestione di questa macelleria. Ci auguriamo che in tempi rapidi si possa riaprire e possiamo riusufruire di questo servizio. Quindi quello che potrete fare, possiamo dirlo dal punto di vista burocratico, magari come comune lo farete, immagino. Sicuramente, poi siamo anche distretto del commercio, adesso verificheremo nei prossimi giorni se ci sono anche dei fondi a sostegno di questi casi oltre all'assicurazione. Ecco, vedo che la signora Claudia scuote la testa, diciamo che dopo la grande paura resta un po' l'amarezza, no? No, difatti capisco, quando si ha un'attività, queste cose qua non dovrebbero succedere, però a volte l'inconveniente, perché può succedere, insomma, non è che... Guardi, le ripeto, io meno male non si è fatto male nessuno e spero che veramente riapra il più presto perché si merita, è una persona buona, gentile, perciò sì, gli siamo tutti vicini anche qua dal condominio. E vedi Soligo fa il tifo per Andrea e per questa storica macelleria. Grazie Sindaco Soldán, grazie signora Claudia Pacagnan, grazie soprattutto per il ruolo svolto questa notte. Lina, con Tommaso Migot da via Chisini, Pieve di Soligo è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboite e Tommaso Migotto, grazie agli ospiti naturalmente sempre disponibili per raccontare quello che accade nel nostro territorio. In regia oggi ci sono Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia, intanto li ringrazio, andiamo in pubblicità qualche minuto, torniamo subito. Focus TG, ritorniamo in diretta da studio, andiamo a Romano Dezzelino adesso perché dopo le risse avvenute tra Pieve del Grappa e Bassano con 8 ragazzini denunciati, un altro episodio di violenze reciproche si è registrato in Pedemontana, appunto a Romano. Altri giovani e giovanissimi si sono resi protagonisti di una lite violenta che ha destato scalpore e sconcerto. Lo scenario questa volta è il centro parrocchiale di Romano, adiacente alla chiesa parrocchiale. A raccontare quanto accaduto sono, tramite un messaggio di condanna pubblicato su Facebook, i responsabili dell'associazione Noi con Voi, in accordo col parroco Don Federico Meneghel. Se questo deve essere il raduno dei giovani, allora diciamo no. Mercoledì alle 17:45, davanti alla nostra sede parrocchiale, si sono ritrovati tanti ragazzi mai visti così numerosi in altri momenti. Nel giro di pochi minuti si è scatenata una lite violenta davanti a chi era lì forse solo per assistere, forse sapendo già cosa sarebbe accaduto. Non sappiamo se tutto fosse premeditato, ma quello che abbiamo visto è inaccettabile. Il nostro spazio, aggiungono, è nato per costruire comunità, amicizie vere, rispetto reciproco. Non tolleriamo che venga trasformato in un luogo di violenza, spettacolo e paura. Con l'aiuto della pubblica sicurezza vogliamo che questo non accada mai più. Sul fatto che avrebbe coinvolto un numero consistente di minorenni indagano i carabinieri che mantengono ancora il più stretto riserbo. Gli uomini dell'Arma stanno vagliando testimonianze oculari e potrebbero anche utilizzare le immagini delle tante telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura. Oltre alle identità dei giovanissimi coinvolti saranno da verificare le motivazioni che hanno portato ad un episodio così grave.
Siamo delusi ma non ci arrendiamo, aggiungono dalla parrocchia. Continueremo a lavorare per costruire, educare, accogliere, ma sempre nella verità. E infine un invito ai ragazzi seri, alle famiglie, a chi ha a cuore la crescita sana dei giovani. Non voltiamo la faccia, non lasciamo che pochi rovinino ciò che è di tutti. Sul tema della criminalità giovanile è tornato a intervenire ieri da presidente veneto dell'ANCI il sindaco di Treviso Mario Conte, che aveva già esternato tra l'altro in diretta sulle nostre emittenti contro gli sconti di pena di cui potrebbero usufruire alcuni dei ragazzi minorenni coinvolti nell'omicidio di Francesco Favaretto a Treviso in via Castel Menardo. Ha chiesto di fatto al ministro della giustizia Nordio di intervenire a livello legislativo per mettere un argine alla situazione. Sentiamolo. Il tema degli sconti di pena è un tema che non fa giustizia, che sminuisce il lavoro delle forze dell'ordine e soprattutto che non dà sicurezza ai territori. I sindaci sono quotidianamente presi di mira anche dalle critiche dei cittadini sul tema della sicurezza, quando poi in realtà ci rendiamo conto che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono insufficienti e non servono nemmeno per recuperare questi ragazzi. Quindi siccome noi vogliamo realmente delle città, dei paesi più sicuri, noi vogliamo costruire insieme al governo una nuova proposta che parta dal decreto Caivano ma che metta ulteriori restringimenti, per esempio da un punto di vista della responsabilità e dell'età, e soprattutto che non ci siano sconti nei confronti di coloro che sbagliano. L'esempio di via Castelmenardo è lampante. Siamo stati nell'occhio del ciclone per diverse settimane a causa di un episodio gravissimo che ha visto morire anche un ragazzo, per poi trovarci con un maxi sconto di pena per i responsabili. Ecco, noi riteniamo che sia inaccettabile e se vogliamo davvero che i nostri paesi tornino ad essere sicuri serve una riforma importante. Abbassare l'età punibile, perché è evidente che sempre più spesso i responsabili di certe situazioni criminose sono adolescenti che vanno dai 13 ai 15 anni e quindi anche questi sono atti che portano con sé delle responsabilità, ma noi soprattutto chiediamo che chi compie dei reati finisca in galera e ci rimanga. Così dunque Conte da presidente ANCI. Adesso andiamo alla politica. Abbiamo sentito accennare il ministro Salvini poco fa dalla nostra sede di Bassano, ospite in esclusiva a Media Nord-Est, il tema politico, snocciolato meglio nel servizio che sentiremo ora, perché Salvini di fatto ha risposto al coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, che di fronte agli artigiani di Mestre ieri ha elencato gli assessorati che i meloniani si aspettano nella nuova giunta regionale. Sentiamo. Giustamente tutti i partiti del centrodestra avranno il loro peso, Fratelli d'Italia avrà il suo peso importante. Se vorranno cimentarsi in sanità, bene, perché trovano un'ottima situazione, si potrà fare ancora meglio, però questa sarà una scelta che farà il governatore Stefani col supporto dei veneti il giorno dopo il voto. Puntella così la giunta che verrà Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, ospite in esclusiva degli studi di Media Nord-Est a Bassano del Grappa. Parole, quelle di Salvini, che hanno un peso specifico e che sembrano contraddire l'annuncio di qualche ora prima di Luca De Carlo, coordinatore dei meloniani in Veneto, che davanti agli imprenditori della Confartigianato a Mestre aveva elencato gli assessorati che spetteranno a Fratelli d'Italia, né più né meno di un'ufficializzazione. Innanzitutto dobbiamo vincere le elezioni, quella è la prima condizione per poter fare una giunta seria. Dopodiché abbiamo detto che ci saremo occupati dei ruoli strategici della regione, quindi sanità, bilancio, formazione, lavoro, trasporti, agricoltura, caccia e pesca, insomma quello che ci caratterizza da sempre, soprattutto quei temi che i veneti vogliono, di cui Fratelli d'Italia si occupi e che noi siamo pronti a fare. Non solo, De Carlo nell'incontro con gli artigiani ha anche preannunciato che Fratelli d'Italia avrà una vicepresidenza di regione assolutamente operativa, mentre per le altre deleghe c'è la partita sulle presidenze di commissione a Palazzo Ferrofini e poi la necessità di nuove competenze anche tecniche negli uffici. Abbiamo bisogno di una struttura forte, attrattiva,
e che veda profili tecnici e professionali a livello per le sfide del prossimo futuro. Insomma, i meloniani dicono che la giunta è fatta, i leghisti con il leader Salvini che deciderà Alberto Stefani. La distanza è siderale a poche settimane dal voto, quando ormai è chiaro che la vera lotta è tra alleati per il primato nella coalizione. Il segretario della Lega, ospite dei nostri studi, sembra dissimulare, tirando in ballo l'altro vero spauracchio, l'astensione. Non c'è competizione interna nel centrodestra. Capisco che le opposizioni abbiano già dato per persa la partita. I sondaggi, a cui non credo mai, però dicono che il centrosinistra è indietro di 30 punti. Cancelliamoli e partiamo da 0-0, perché è fondamentale che tanti veneti votino il 23 e il 24, perché il nuovo presidente Alberto Stefani, dico io, sia supportato da tanti e tanti veneti. Se poi nel centrodestra, come dicono i sondaggi e come si sente in giro, la Lega sarà il primo partito in tutto il Veneto, per me da segretario della Lega sarà una gioia. Il destino delle acciaierie vicentine Valbruna nelle mani della provincia di Bolzano. La Giunta ha deciso di non ritirare il bando per la riassegnazione delle aree su cui si producono acciai speciali. Erano in molti oggi che attendevano il pronunciamento della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano sulla questione Acciaierie Valbruna. L'ente autonomo, pur recependo le istanze che sono state rivolte da Governo, Comune di Vicenza e lavoratori, ha deciso di tirare dritto sul bando di riassegnazione delle aree su cui da 30 anni l'acciaieria vicentina ha delocalizzato la produzione di acciai speciali. Una doccia fredda soprattutto per i sindacati e i lavoratori, che attendevano un segnale ben diverso per non compromettere la produzione siderurgica, che metterebbe a rischio la stessa Valbruna se dovesse perdere l'asset su cui ha reinvestito tutti gli utili dal 1995. La provincia ha delegato all'Avvocatura dello Stato eventuali difformità su cui intervenire nel rispetto del diritto comunitario e delle leggi sulla tutela della concorrenza. Una scelta, quella della Giunta, che pur manifestando l'intenzione a dare continuità produttiva al sito siderurgico, alla produzione e all'occupazione, non tutelerebbe la proprietà in capo alla società vicentina, che attende l'esito del ricorso al TAR il 17 dicembre prossimo per l'acquisizione diretta delle aree. Per i circa 3.000 lavoratori tra diretti e indiretti, la decisione dell'ente autonomo era quella più temuta. Dunque non hanno provveduto all'eventuale sospensione del bando, per questo per noi è una grande delusione. Il tutto verrà rinviato a una data da definirsi. In questo momento siamo anche in attesa di sapere chi eventualmente manifesta l'interesse facendo il sopralluogo entro il 14 di novembre. Una decisione assurda, folle e irresponsabile della provincia autonoma di Bolzano. La continuità del bando veramente mette a rischio i posti di lavoro dei due stabilimenti. Noi rimanderemo tutto al governo centrale. Dopo l'incontro che abbiamo avuto a Roma il 4 novembre, il ministro Urso è stato molto chiaro. Ha detto alla provincia di prendere delle decisioni per far continuare la produzione siderurgica delle acciaierie Valbruna. Noi non molleremo, non molliamo e non escludiamo iniziative. Il conto alla rovescia ora in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, situazione delle opere previste necessarie per lo svolgimento dei giochi. Il punto si è fatto a Longarone e quello che ne è uscito è che il cronoprogramma è sostanzialmente in questo momento rispettato. Rivendicata con forza la tempistica è rispettata. Parliamo di Milano-Cortina 2026, di un'Olimpiadi invernale che senza la pista da bob avrebbe voluto dire non avere i giochi a Cortina. Una pista da bob che, utilizzabile 365 giorni all'anno, dovrebbe garantirne la sostenibilità futura, allontanando l'incubo di una Cesana bis. L'obiettivo che abbiamo raggiunto è quello di realizzare la migliore
infrastruttura sportiva per quanto riguarda lo sliding center, quindi bob e tutte le discipline che riguardano la discesa su ghiaccio, perché attraverso una innovativa modello di possibilità di ghiacciare la pista, cioè l'utilizzo del glicole, parte della pista verrà ghiacciata anche durante i periodi non invernali, permettendo quindi alle squadre internazionali di allenarsi. Per questa ragione diventerà il centro del mondo, la capitale mondiale, e quindi tutte delle discipline di discesa su ghiaccio, tutte le nazionali del mondo verranno ad allenarsi proprio a Cortina durante tutto l'anno. C'è poi il caso Apollonio-Socrepes, con la convinzione, dopo la sentenza del TAR del Lazio, di poter consegnare l'opera entro gennaio. La funivia Apollonio-Socrepes di Cortina non si è mai fermata. I lavori sono proseguiti e non mi ha stupito la sentenza del TAR Lazio pubblicata ieri, tant'è che non ho mai fermato la produzione. È un progetto complesso che permetterà poi a Cortina di diventare car free. Chi vorrà andare a sciare dovrà lasciare la macchina sotto in paese e potrà utilizzare soltanto il mezzo pubblico per salire sulle piste, e stiamo lavorando per consegnare tutto per la fine del mese di gennaio. Considerato archiviato il tempo degli scetticismi e delle polemiche, si vive ora abbastanza serenamente il countdown. Le Olimpiadi saranno belle, punto. Ringrazio Antenna 3 per il lavoro che sta facendo e farà per dare ancora più lustro, perché questo è il nostro obiettivo. E il risultato della bellezza delle Olimpiadi lo vedremo non solo nel momento delle Olimpiadi con lo sport, ma anche negli anni successivi, perché porteranno una qualità socio-economica, quindi un miglioramento della nostra qualità della vita, perché arriveranno milioni di turisti. E poi c'è un altro fronte, quello della variante di Longarone, poco più di 3 anni per vederla realizzata. Un giorno che a Longarone ricorderanno a lungo. È ormai una certezza la variante che con più di 400 milioni di spesa risolverà una volta per tutte la questione del traffico che per Longarone passa per andare verso il Cadore. Alla fine del mese pubblicheremo il bando di gara, sarà un appalto integrato con una variante annunciata, 11,2 km di variante, 1600 metri di galleria prevalentemente naturale che guiderà poi tutto il progetto. 3 fasi, la parte centrale, la variante annunciata, riguarderà l'ex viadotto prospiciente il sito di Longarone, che sarà poi adeguato e integrato dal punto di vista paesaggistico. Un'infrastruttura attesa e desiderata. Dopo l'avvio dei cantieri ci dovrebbero volere poco più di 2 anni, 840 giorni per l'esattezza, per poterla vedere realizzata. Ma è certo che sarà un'opera in grado di cambiare la vita del territorio interessato. Sicuramente un miglioramento della qualità della vita che era già passato attraverso le opere, quelle pre-mondiali Cortina 2021, però questa opera ovviamente toglierà il traffico, permetterà le domeniche e i sabati di poter raggiungere anche in casi di emergenza ospedali in maniera ovviamente più semplice, più serena e soprattutto, come dicevo, migliorerà la qualità della vita in generale. Queste le aspettative. Noi ci fermiamo per un altro rapido break e torniamo con altri servizi. Ritorniamo in diretta da studio, andiamo a Bassano del Grappa. Dopo l'antenna per la telefonia sorta poche settimane fa davanti alle poste e al fianco del Tempio Ossario, che tante polemiche ha suscitato tra i cittadini, a quanto pare è in arrivo un altro impianto alle porte della città. Sul posto ci sono Mirko Cavallin e Renzo Rigon. Vediamo. Ancora antenne, ancora Bassano del Grappa dopo il caso dell'impianto sorto vicino all'ufficio postale e al Tempio Ossario. Ora un'altra struttura in corso di costruzione nel quartiere di San Vito, all'interno di un terreno agricolo privato a ridosso della caserma Fincato e a poche decine di metri dalle abitazioni che sono alle mie spalle. Ovviamente sorpresa tra i cittadini che nulla sapevano di questo impianto, se ne sono accorti quando
sono arrivate le ruspe per gli scavi della linea elettrica e c'è ovviamente preoccupazione per quel che l'antenna potrà emettere appena sarà installata, a quanto pare già nei prossimi giorni. Sentiamo le voci dei cittadini. Sapevate qualcosa o ve ne siete accorti a cantiere aperto? No, ce ne siamo accorti a cantiere aperto e non è stata una bella sorpresa, devo dire la verità. Sono andata a controllare il sito del comune per vedere quando è stato adottato il piano antenne e mi sono accorta che le cose sono state fatte quest'estate, secondo me un po' in velocità, in un momento in cui la gente è in ferie, non guarda spesso il sito, eccetera, eccetera. Voi tra l'altro in linea d'aria siete esattamente la casa più vicina o meno lontana dal palo. Non è piacevole, allora, nonostante i tanti studi che vengono effettuati sull'effetto sulla salute di queste onde, non si sa mai esattamente poi a lungo andare, perché quello che oggi non è pericoloso un domani può rivelarsi invece essere fonte di pericolo per la salute, quindi di sicuro non è piacevole averla vicina. Più che altro almeno avvisare. Non siamo stati avvisati di niente, almeno noi, non so le altre famiglie, però sì, l'avessero fatta, non so, un po' più interna, che desse meno fastidio alla vista, tutto qua. Dopo si sa che la tecnologia deve andare avanti, tutti quanti devono avere l'ultimo cellulare, se non prende poi si arrabbiano, se non hanno internet si arrabbiano ancora di più. Speriamo non ci frigano il cervello, visto che ci sono tanti complottisti in giro. Intanto però vi cambia il panorama. Sì, e probabilmente perdiamo anche un po' di valore delle case, però è anche vero che sono dappertutto, quindi ormai bene o male la gente ci deve fare l'abitudine. E quando ha scoperto, si è accorta di questa cosa? Quando abbiamo visto che c'era il movimento e mio papà, che va sempre a curiosare, è andato a chiedere ai signori che lavoravano cosa stavano facendo e ci hanno detto che appunto mettevano un'antenna. Tra pochi giorni il palo sarà su e vi cambia un po' tutto. Insomma, ce ne sono dappertutto, sì, devo essere sincera, quindi non è che 50 metri, non lo so se la differenza è così vicina o un'altra che è più lontana, siamo pieni ormai. Non so neanche di chi sia, che tipo di antenna sia, proprio... Chi è che può essere d'accordo su un affare del genere? Cioè, potevano almeno farla 30-40 metri più in là. Cioè, c'era il posto. Penso che sia... non so. E poi ce n'è una qua, un'altra qui a San Vito, vicino al piazza in centro. Cosa vuole che le dica? Grazie ai colleghi di Bassano per queste testimonianze, avete sentito la preoccupazione della gente. Andiamo sull'home page del Gazzettino, da Cornedo Vicentino, la notizia di bambini picchiati per mesi nell'asilo nido privato, le segnalazioni dei genitori, i video delle telecamere, maestra arrestata. L'indagine, partita grazie ad alcune segnalazioni arrivate ai carabinieri della stazione della polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Vicenza, ha permesso di scoprire le violenze che andavano avanti a quanto pare da mesi sui piccoli. Parliamo ora di alloggi ERP, pubblicato il bando per la vendita di 7 appartamenti all'asta, il primo blocco del piano di alienazione del comune di Vicenza, che cerca di far fronte anche con operazioni di questo genere all'emergenza casa, che tocca anche territori in cui il problema fino a qualche anno fa davvero non c'era. Emergenza abitativa da un lato e case popolari da sistemare dall'altro per dare risposta alla domanda crescente. Per questo il Comune ha deciso di mettere all'asta il primo blocco di alloggi di edilizia residenziale pubblica che rientrano nel piano di alienazione adottato l'anno scorso per un totale di 59 alloggi che l'amministrazione non ha più interesse a detenere per vari motivi. Perché sono vetusti, collocati in edifici che hanno bisogno di manutenzione o ristrutturazione o in cui Palazzo Trissino detiene meno del 50% della proprietà e che quindi verranno venduti per ottenere risorse finanziarie da destinare a nuovi investimenti. Un'operazione che potrebbe portare nelle casse di Palazzo Trissino almeno 705.000 euro, che andrebbero così reinvestiti nella sistemazione di altri alloggi di edilizia popolare.
primi 7 appartamenti del Comune di Vicenza che sono iscritti nel piano di alienazione di 59, appartamenti di proprietà pubblica che il ricavato dell'asta verranno assolutamente messi a disposizione di altri appartamenti ERP, perché stiamo cercando in tutti i modi di recuperare maggiori risorse per ristrutturare tutti quegli appartamenti che oggi sono sfitti e che non possono essere messi a disposizione di chi sta cercando casa. Si tratta di mini, bicamere o tricamere. Chi fosse interessato all'acquisto dovrà presentare un'offerta in busta chiusa entro mercoledì 10 dicembre. Parallelamente procede anche il nuovo bando ERP in scadenza l'11 dicembre con domande che al momento avrebbero superato la soglia delle 1300. Attualmente è aperto il bando ERP 2025, le domande devono essere presentate entro l'11 di dicembre, un bando che vedrà una graduatoria definitiva in primavera dell'anno prossimo e fino allora continueremo a utilizzare la graduatoria attualmente in vigore che è relativa al bando ERP 23. Parallelamente c'è la crisi demografica in atto. In Veneto oltre il 24% della popolazione ha più di 65 anni e questo apre nuovi scenari e nuove problematiche. L'allarme è lanciato dalla CGIL che evidenzia la necessità di cambiare le politiche di welfare, degli affitti e anche dell'assistenza agli anziani. Mia mamma ha 81 anni, è vedova e io sono figlio unico. Il mio calvario è iniziato quest'estate a luglio quando è stata ricoverata in cardiologia e alla dimissione non era più lei. È la storia di Fabio, caregiver, una testimonianza che è simile a quella di tante famiglie che si trovano ad affrontare il decorso di malattie o situazioni in cui diventa impossibile andare al lavoro e insieme occuparsi dei cari che soffrono. Storie che portano all'attenzione ancora una volta della necessità a cui le istituzioni devono far fronte in una società dove ci sono sempre più anziani. La crisi demografica nel Veneto ha effetti economico e sociali importanti. Oltre il 24% della popolazione ha più di 65 anni e solo il 15% meno di 14. La fascia degli occupabili tra i 15 e i 65 anni diminuirà di oltre il 7% nei prossimi 8 anni. È la fotografia di un Veneto che invecchia e che non riesce ad attrarre i giovani. Il grido d'allarme della CGIL del Veneto che chiede vengano cambiati i paradigmi del welfare. Creare attrattività e permanenza dei giovani nella regione è un fattore essenziale per lo sviluppo. Trasversale a queste problematiche è anche il tema delle politiche abitative. Le politiche abitative sono uno dei fattori fondamentali per rendere questa regione più attrattiva, quindi occorre intervenire con una limitazione degli affitti turistici, gli affitti brevi che oggi dilagano e per calmierare gli affitti e favorire l'accesso alla casa da parte dei giovani, degli studenti, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei migranti. Un aumento dell'età media e una popolazione sempre più anziana comportano la necessità di un cambiamento strutturale delle politiche non solo del welfare ma anche dei sistemi di assistenza alle persone in difficoltà e non più autosufficienti. Abbiamo bisogno di maggiori finanziamenti, maggiori strutture proprio per far fronte e dare risposte concrete a queste persone che sono in una situazione di fragilità. Grande successo invece all'evento speciale organizzato dalla Biennale di Venezia con un dialogo che ha coinvolto anche il filosofo Massimo Cacciari e il patriarca di Venezia Moraglia. Nello scenario internazionale di oggi è possibile ancora costruire la pace vera? La pace no. È possibile un cessate il fuoco ragionevole intorno al quale costruire la possibilità di un accordo su alcune questioni. Ma mi pare che Israele non abbia alcuna intenzione di recedere dal suo obiettivo, che è quello di eliminare la Palestina come problema politico nazionale. E dall'altra parte sta procedendo perché non si è arrestata prima. Come si fa con i russi che avanzano? Sarebbe una grande iniziativa di Trump. Come sempre con il suo stile colto ma anche diretto e tagliente, il filosofo Massimo Cacciari non lascia spazio a eventuali dubbi o interpretazioni. L'occasione di parlare di pace è l'evento speciale con cui la Biennale di Venezia ha voluto dare vita alla Biennale della Parola, portando parole e preziose riflessioni. Una lettera ai giovani europei su un tema ben preciso, la pace,
Chi se lo poteva mai immaginare? Che ci saremmo ritrovati intorno a un concetto ormai orbo di qualunque retorica. Viviamo in un mondo diviso in blocchi, caratterizzato da visioni ideologiche contrapposte. Al posto del dialogo dominano forme di espansionismo opposte tra loro. Ciò di certo porterà, se non cambiamo, a nuovi conflitti aggravati dalle nuove tecnoscienze, pensiamo all'intelligenza artificiale. Ci fermiamo con questo servizio, il tempo a nostra disposizione è terminato, lo sapete, il sabato chiudiamo prima alle 13. Grazie ancora a Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia in regia, appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera, vi auguro un buon sabato pomeriggio, arrivederci.